anche un uomo, diciamo, un uomo on the road. Ladies and gentlemen, abbiamo qui Mr. David. Madonna mia, c'è la miseria. Benvenuto. Ciao Mao, ciao a tutti. Allora, E voilà, aspetta che prendo le io misure. sono contento che sei qua stasera, chiaramente sei finito in una serata, diciamo, di sciroccati. Io lo so che ho visto che l'ambiente è quello giusto, mi piace. Questa è una di quelle situazioni, però ragazzi, veramente qua questo dovrebbe essere un libro soprattutto rivolto ai più giovani, diciamo, perché questa un libro rivolto a tutti. però anche, visti i tempi che corrono, diciamo, potrebbe essere rivolto a tutti. Esatto, anche a chi è senza lavoro va benissimo. Stiamo parlando qua, sappiamo che sono tutte cose a singhiozzo. Stiamo parlando di un libro che si intitola, intanto il titolo non ve lo dimenticherete mai se amate il blues, perché si chiama On the Road a Game. On the Road a Game, esatto. Hai capito? Perché qui stiamo parlando, vedi che questi mi piace sta roba. Ma perché io queste cose le ho imparate qua, è lui che ti spiega come fa, perché qui è facile quando uno dice hai fatto il videoclip, sei andato in radio, ti hanno messo la pubblicità sui giornali, fai uno spettacolo e viene il pubblico, sono tutti bravi. Mettiti per strada dove nessuno ti conosce, tu sai manco dove è il posto, non sai manco cerca di capire intanto dove metterti e non rompere le balle. L'hai letto il libro? Vedo Certo ragazzi, e soprattutto una volta che sei riuscito a fare lo spettacolo vedi di far capire alla gente che ti devono pagare. Quella è la cosa, lo dico sempre, fondamentale. Qui tra sciroccati queste cose più o meno le abbiamo capite in anni, però per quello dicevo, per i più giovani è un libro consigliatissimo. Super consiglia, per chi vuole lanciarsi in strada è un libro consigliatissimo proprio. Dove veramente qui diciamo ci sono le esperienze e poi ci sono dei racconti, intanto veramente dei racconti di vita straordinari. Adesso io vi invito, anche perché poi è veramente una cosa punk, perché questa è un'autoproduzione completamente. Tu giustamente a un certo punto hai detto ma scusami, quanto ci guadagno così, quello che ci guadagno se lo do a una casa editrice, cosa ci guadagno? Guarda, è nata esattamente così, una casa editrice, facciamo con la casa editrice, ho detto quanto sono i conti, quanto arriva a me, l'1% lo faccio da solo, grazie. Ed è la terza ristampa, hai capito? Giusto, no? Grazie. Perché lei sa fare queste cose qua, è un uomo che ha preso anche le sue cicatrici, sei volato anche da qua perché magari lo spiego, fa dei numeri con che ti sleghi come sono in realtà in giustamente tu hai detto mago, illusionista, ci sta, però sono un circense scapologo, mi faccio legare con catene, manette della polizia da cui mi libero, questa è un'altra cosa che qua piace sicuramente. Lo sapevo, sono cose importanti. Sono cose importanti, esatto. Ecco, e io adesso vi lascerò magari vedere qualche poi ci sono chiaramente anche racconti di tuoi amici, compagni di viaggio, racconti di amici, di altri artisti di strada, racconti miei, cose particolari che mi sono successe in strada, tra cui, lo dico sempre, la cosa massima che poteva succedermi era quella che mio figlio, che nascesse per l'appunto in strada, mio figlio nasce in furgone, il secondo figlio nasce in furgone, non siamo arrivati all'ospedale, quindi l'abbiamo fatto io e mia moglie. Se avete bisogno di un'ostetrica in futuro vi lascio il biglietto della visita, ma adesso fai così il figo, ma in realtà lo dice anche io mi sono cagato addosso, non riusciva manco a trovare Sant'Anna una volta. Mia moglie era molto più tranquilla, meno male che c'è tua moglie, tra l'altro è un patriarca perché comunque c'ha 4 figli, quindi voglio dire una cosa che, e io diciamo giusto per poi chiudere il suo siparietto, ci siamo conosciuti a scuola, cioè nel senso non quando andavamo a scuola noi, ma a scuola dei nostri nonostante arriviamo dalla stessa via, ma ci siamo conosciuti con i figli a scuola, siamo di zona, via Cecchi, Aurora, roba un po' così particolare, quindi come dire, eravamo ragazzi di zona, abbiamo preso strade sempre importanti nella vita, infatti siamo diventati 2 alti funzionari, però la strada la conosciamo bene, e questo è veramente un libro consigliatissimo. Ora io lo so che tu, diciamo, in qualunque posto dove sei stato, che sei stato anche in posti difficili, almeno sempre una donna l'hai trovata. Qui al salotto forse stasera siamo riusciti anche a non darti questo, perché non so come siamo riusciti. No, visto che l'ambiente è molto militaresco. Perché, non lo dico non perché chissà che tipo di, perché siccome abbiamo detto però per salutarci David, velocemente un giochetto, una cosa facciamo. Sai, abbiamo le camere, siamo in streaming, mi fa va bene ragazzi, io un giochetto ve lo faccio, fa una cosa veloce, però ci vorrebbe bene una ragazza, ce l'avete? Faccio, non lo so. Guarda che una è arrivata. Forse è arrivata. 2 sono arrivate, una laggiù e eccola una lì. Abbia addirittura la scelta, perché siamo anche saliti a cercare in Piazza Vittorio, ma stasera manco in Piazza Vittorio. Sarà, non so, il freddo che fa, forse giustamente che hanno letto il calendario che eravamo qua e giustamente ci hanno lasciato tranquilli, hanno detto ve li lasciamo lì da soli. Ma noi siamo in streaming, torneremo nelle vostre case, quindi non vi preoccupate. Sì. Allora, adesso io non so, abbiamo forse Valeria, venga un attimo qui, scusa. No, ma c'è anche, guarda, c'è anche un'altra ragazza. O Valerio anche, c'è visto che è arrivata un'altra ragazza lì. Signorina, io mi tolgo, resta solo Mr. David. Non lo so, fate voi. È una cosa seria.
La scelgo io, la scegliete voi? Addirittura da che non c'era manco una, o due. E due. Per me tutte e due. La mandano laggiù, me ne mandano una. Madonna. Ottimo, ciao, piacere Davide. Valeria, mettiti Vieni qua. Valeria, al posto mio che devo tornare in regia. Valeria, torni in regia, prende il microfono, Valeria, ottimo. Valeria, aspetta qua che ci incastriamo. Bene, cioè praticamente questo è un po' improvvisata la cosa. Adesso dobbiamo fare uno spettacolo, non abbiamo musica, siamo qua, non ti preoccupare. Sarà una cosa molto semplice, non possiamo fare robe enormi. Sulla perché musica, siamo se vuoi, posso in uno fare qualcosa. Ma un sottofondo blues a me piace. Blues, facciamo come se fosse un vero e proprio piacere. spettacolo, Valeria. Quindi, signori e signori, ladies and gentlemen, madame e monsieur, buonasera a tutti. Era proprio questa l'accoglienza che ci aspettavamo, veramente. Guarda, è normale, no? Valeria, è normale, tranquilla Valeria. Guarda, Valeria, fa una cosa, metti il microfono lì. Ma Valeria, ma tu sei una star qua, ti conoscono già tutti. Sì, certo, Vale, metti il microfono lì in modo che tu possa avere le mani libere, no? Lì, lì. Mettilo esattamente là così, perfetto. Valeria, dal filo. Sì, sai perché ho scelto te? Per la tua rapidità nei movimenti. Brava Valeria, non ti muovere di qua. Valeria, guarda, molto semplice. Inizierei con una cosa soft. Ma mettiamo la base, no? Come vuoi, Mauro, non c'è problema. Oh, guarda che figata. Valeria, mettiti così, mani così, mostra le mani a tutti, fai vedere, importantissimo, ne ha due come tutti. Valeria, su e giù con le mani e quando vuoi gentilmente fermala, digli stop e la fermi. Boh. Quando vuoi tu, digli stop e la fermi, sì. Quando vuoi tu, digli stop e la fermi. Ma quello no. Quando vuoi. Vai, bene tu, vai, digli. Stop, Valeria, unisci solo così, ok? E al mio 3 chiudi bene le mani, 1, 2, 3, a pugno, perfetto. Ora indicami una mano, destra o sinistra, quella che vuoi tu. Destra, sposta le mani, allargale, perfetto. Guarda Valeria, una X qua, così. Interessante, guarda Valeria, una X qua, così. Guarda, la vedi? Guarda. Ok. Vedi? Aspetta. Shh. Sulla destra, adesso fammi una cortesia, così con le mani. Ok, guarda, apri questa, perché l'hai fatta passare da qua a qua. Fai vedere un po'. Valeria, ma... Aspetta. Valeria, adesso ti spiego perché cercavo una presenza femminile. Tu prima giustamente... wow, questo è esattamente quello che volevo sentire. Ti spiego perché cercavamo una presenza femminile, è una cosa molto semplice, sai. Uno non può non fare un gioco di carte, però mi serviva una presenza femminile per questo motivo. 52 carte. Valeria, hai una carta che ti piace in particolar modo? Tieni questo pennarello, no? Neanche una carta che ti piace? Questo entusiasmo mi piace, Valeria, veramente. Valeria, guarda, ma se non ci hai mai pensato, lasciamo al caso. Mescoliamo il mazzo di carte, una carta a caso per te, una carta a caso per me. Guarda, un 5 di quadri per te, firmala centralmente. Bella, Valeria, grossa. Ok. Valeria, grande. Valeria, ora ti spiego perché è la presenza femminile. Il tuo 5 di quadri con la tua firma, gentilmente apri la bocca e pinzalo tra i denti, così. Aspetta, guarda. Così, apri la bocca, pinzalo tra i denti, ok. Adesso guarda, è stessa cosa per me. Op. Una carta per me, una a caso tra queste, una carta nera, la firmo anch'io, guarda. Mr. David. Chiudi gentilmente Valeria. Stessa cosa che hai fatto tu, l'otto di picche, ok? Stessa cosa identica. Guarda. Valeria, vieni qua. Dammi la mano, ti spiego perché mi serviva una presenza femminile, perché ora io e te ci scambiamo la carta senza usare le mani. Yepa! Valeria, tranquilla, sei pronta? Questa è la cosa più bella della magia, ragazzi. Perfetto. Valeria, gentilmente mostra la carta a tutti, perché ora se tutto è andato come doveva andare, il tuo 5 di quadri con la tua firma, guarda, è diventato l'8 di picche con la mia firma. Aspetta, perché nella mia bocca c'è solo una carta, che è incredibilmente vero, è il 5 di quadri con la tua firma. Wow! Ma come? Ma c'è Valeria, questo è un regalo per te, questo è per il tuo ragazzo, così se lo ricorda, non ti preoccupare. Grazie mille, fategli un applauso. Grazie Valeria, grazie mille Valeria.
E questa è una cosa che tu puoi fare così. Così, con un tutte le attimo. ragazze, bellissimo. Sai quanti adesso si iscriveranno al corso di magia per fare sto scambio di carta? Chiaro, Certo. figurati, poi quando- Guarda, lui fa, io mi iscrivo, adesso io mi iscrivo. No, che c'è. È normalissimo, è già normalissimo. lanciato, è già lanciato. Questa ragazzi è la punta dell'iceberg, chiaramente. Adesso noi qui non abbiamo Assolutamente. lo spazio e le dimensioni, però come dire. Come io- volete voi, se volete vedere altro gioco volentieri, se no... Ecco, questo no, qui ho ce capito perfettamente, non preoccupate. Ma come no? Ce n'è ancora Lo uno? facciamo? Sì, Sì, certo. come Va no? bene, sì. Facciamo uno un po' particolare, Facciamo uno ok? Qua possiamo. bastano anche i maschi, senza problemi, 2 maschi Ce per n'è dire qua. te e te. Guarda, alzatevi in piedi. Allora. Sì, sì. Venite uno qua e uno qua. Uno di Potrebbe- qua e uno di qua. Siccome arrivo dal mondo del circo, amo sempre fare questo gioco che presento come il lanciatore di coltelli. Adesso è da capire chi vuole stare al muro e chi vuole lanciare il coltello. Ok, no, lo immaginavo. Come vi chiamate? Massimo, e Leonardo. Massimo e Leonardo, 52 carte. Massimo e Leonardo, prendi questo mazzo di carte, Massimo, giusto? Esatto, e tienilo così. Esatto, non lo muovere. Ok, dimmi un numero tra 10 e 30 in modo da stare più o meno in mezzo. Così, come vuoi tu. Ok, ascolta, sei pronto? Mettiti esattamente qua, prendi un mazzo di carte invisibile, vai Leonardo e mescola. Sì, sì. Anche io una volta mescolavo così, e poi per fortuna un migliore. Tranquillo, perfetto, non ti preoccupare. Guarda, dammi il mazzo di carte, dimmi la prima carta che vedi. 6 di cuori, ok, guarda, lo mettiamo in mezzo. Ora io sfoglio le carte uno a uno, tu non mi devi dire voglio quella, prendo quella, proprio materialmente, come se fosse un mazzo vero. No, senza fermare, proprio allunghi la mano e la prendi, ok? Quindi avevamo il tuo 6 di cuori, io continuo, guarda, Jack di picche, 8 di fiori, 6 di picche, 9 di picche, 9 di cuori. 9 di cuori? Alzala su, così, vai un po' più in là. Perfetto, alza, sei pronto? Che numero avevi detto? 17. Provaci, io non so se questa cosa sia fattibile o no. Tu devi prendere sto 9 di cuori che hai preso a caso tra 52 carte e devi lanciarlo esattamente in, che numero è? 17ª posizione. Sei pronto? Ti vedo preoccupato, È un po', è normale, ci va, non è che è una cosa facile. Ok, vai, tu prova, prova. Che avrei deciso, guarda che era proprio deciso così, Ok, posso? Guarda, apri la mano, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Prendi questi, guarda un po', sono tutte diverse, sì? Ok. Sto gioco solitamente viene, solitamente no. Però la cosa bella è la presentazione, quindi grazie a tutti. No, raga, cioè adesso a parte tutto, un numero a caso con una carta a caso, ladies and gentlemen, in 17ª posizione c'era esattamente il 9 di cuori. Grazie ragazzi, grazie mille, super. Grazie a tutti. Vabbè che sono uscito a me, credi? Adesso questi mi chiedono poi tutta la sera come ha fatto. Lo so, c'è già gente sopra che chiede alla ragazza. No, guarda che adesso quelli poi vanno in interrogazione. Vabbè, questo diciamo è una cosa che hai fatto così al volo. Questa è una roba al volo, sì, dai, è una roba da fare così tra amici, nel senso in spazi piccoli, se no mi diletto in esibizioni un po' più grandi, adesso partirò con tutta la famiglia perché mia moglie è un'acrobata aerea, i bambini anche sono equilibristi, giocolieri e stiamo per partire per la Calabria. E quindi abbiamo deciso di fare questa vita on the road e quindi si parte per la Calabria, saremo 2 settimane a Crotone, 2 a Lamezia e 3 a Reggio Calabria con il Paranormal Circus, che è un circo molto grosso con tema horror, e speriamo di tornare qua a Torino con questo circo a ottobre-novembre in modo da poterlo fare nella nostra città. Diciamo. Noi faremo sicuramente da cassa di risonanza per quanto ci è possibile, ma ti ringrazio veramente tantissimo. Grazie a voi. David, e un grosso in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie per avermi invitato qua a Strato di Mao, è stato bellissimo, siete stati un pubblico fantastico, perché è vero, pochi ma buoni, lo zoccolo duro qua. Guarda, tu lo so. Allora senti, ti tengo i compiti di geografia così poi dopo esatto, mandameli via mail per i bambini. Ti mando via mail. Signore e signori, veramente ancora un applauso per Mr. David, prego. Grazie. A game. E adesso un breve cambio palco ed è il momento